San Martino di Lupari, sconvolta per la morte del bimbo di 8 anni travolto e ucciso dallo scuolabus. L'autista è indagato per omicidio stradale, ricostruzione al vaglio dei vigili. Spara dal terrazzino con un grosso fucile soft air, denunciato dai carabinieri un giovane studente padovano. Giorni cruciali per la corsa alle Olimpiadi invernali 2026, il CONI disposto a sponsorizzare anche la candidatura a 2 Veneto-Lombarda senza Torino, ma il governo vuole il tridente. Cortina ci crede, facciamo gruppo, dice il sindaco, un'occasione unica. Il figlio 19enne della showgirl veronese si toglie la vita a causa di una grave patologia cerebrale, un annuncio la stessa del santo che aveva perso il figlio Connor in un drammatico incidente 27 anni fa. Il meteo favorevole fa aumentare la produzione di uve nei vigneti della Marca, portando al collasso diverse cantine in pianura. Le immagini del prosecco che tracima dalle cisterne scorre nei piazzali tra i trattori. Nuovo regolamento di polizia urbana a Venezia, tra i provvedimenti anche sanzioni fino a 500 euro per chi accende lo stereo nei canali. Guerra agli impianti troppo potenti, ma è polemica con i diportisti. Campagna anti-bestemmie partita da Casale sul Sila, autori gli alunni delle scuole del territorio e come destinatari gli adulti. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano la cronaca della tragedia avvenuta ieri a San Martino di Lupari, la tragedia che abbiamo raccontato proprio ieri sera nel corso del nostro telegiornale del Veneto, il bimbo di 8 anni che è stato travolto e ucciso dallo scuolabus nella città padovana, una comunità che è ovviamente sconvolta e che non riesce a credere a quanto accaduto mentre l'inchiesta va avanti. È iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto della procura il conducente dello scuolabus che ha investito ieri all'ora di pranzo il piccolo Martin Fior di 8 anni a causa, come sembra, della caduta del bambino con la sua bicicletta proprio nel momento in cui il pesante automezzo stava passando lungo via Pasinato a San Martino di Lupari. L'autista, residente in paese, è dipendente della ditta Eurotour di Mogliano Veneto. Pare conducesse l'autobus a bassissima velocità. Infatti nel luogo dell'incidente la strada è piuttosto stretta e a senso unico, con anche la pista ciclabile sul lato sinistro, di quelle disegnate a terra senza protezioni. È lì che pedalava in senso contrario il piccolo Martin e la cosa incredibile è che sia caduto dalla bici proprio dove la via e la pista si restringono. Altra cosa, lo scuolabus passava in via Pasinato solo provvisoriamente da qualche giorno a causa di una deviazione dal solito tragitto per un cantiere edile. Martin tornava a casa da scuola seguito in bici dalla sua mamma che ha assistito impotente alla morte del piccolo, sopraggiunta pochi istanti dopo la caduta con la bici di Martin e l'investimento da parte del bus, nonostante i residenti abbiano chiamato subito il 118, giunto in zona anche con l'elicottero. Resta in serie condizioni il bimbo di 1 anno che è stato investito ieri poco dopo mezzogiorno a Busta di Montebelluna in via Castellana insieme alla mamma 43enne e alla sorellina di 4 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza dell'incrocio con via Zanin, investiti dall'auto appunto che lì sopraggiungeva in quel momento e che li ha urtati. Il piccolo di 1 anno è stato appunto ricoverato in gravi condizioni con l'eli soccorso all'ospedale Ca' Foncello, le sue condizioni restano serie, la mamma è stata medicata invece all'ospedale di Montebelluna, la sorellina fortunatamente è illesa. Ovviamente la polizia stradale di Treviso sta indagando per capire l'esatta dinamica di questo altro brutto incidente stradale. I carabinieri invece di Padova individuano un 17enne appunto della città che aveva una insana, diciamo così, passione, quella di sparare dal terrazzo di casa con dei fucili ad aria compressa. La segnalazione inquietante era arrivata da alcuni residenti dell'Arcella. Domenica, dal terrazzino di un edificio nella zona di via Selvatico, un uomo aveva sparato in strada imbracciando un grosso fucile. Nessun ferito, ma una grande comprensibile paura. I carabinieri hanno individuato e denunciato per getto pericoloso di cose un 17enne con in casa un piccolo arsenale da soft air composto da 2 fucili, 3 pistole e relativo munizionamento di pallini in plastica. Il giovane studente italiano ha subito ammesso le proprie responsabilità, confessando che all'insaputa dei genitori aveva esploso alcuni colpi sulla pubblica via e nel giardino condominiale. Dalla cronaca torniamo a parlare adesso della corsa alla candidatura per le Olimpiadi invernali 2026, una corsa a più facce, certo gli ostacoli non mancano, dopo il no di Torino, dalla parte però c'è anche il CONI che si dice disposto in ogni caso a
portare avanti la candidatura a due, quella Cortina-Milano o Milano-Cortina, quindi la candidatura lombardo-veneta, che viene chiamata così in questi giorni. C'è però il problema del governo che vuole invece il tridente. Tutto questo mentre Cortina ci crede e mentre si avvicina la data fatidica della decisione del CIO. Da una parte lo stallo, dall'altra il calendario che si fa sempre più pressante. 3-4 ottobre l'esecutivo del CIO propone l'elenco delle città ufficialmente candidate. 8-9 ottobre a Buenos Aires vengono ufficializzate definitivamente le candidature. 2 settimane per trovare la quadratura del cerchio per le Olimpiadi invernali 2026, diventata un rebus dopo il pasticcio degli ultimi giorni in Italia. E se il governatore Luca Zaia su Facebook auspica che in caso di traguardo raggiunto non si manifesti un Vietnam di polemiche, i fronti caldi già ci sono, con il governo che fa ostruzione, soprattutto la sponda del Movimento 5 Stelle da Di Maio al Veneto Fraccaro. Mentre anche il sottosegretario leghista Giorgetti è lapidario, appoggio solo se con tridente, niente fondi senza candidatura a 3. In realtà il CONI guarda già oltre, fermo restando che continua a sperare che la candidatura a 3 sia recuperabile e il mio appello è notorio e pubblico, ha detto il numero 1 Giovanni Malagò, ora c'è questa eventualità a 2 e il CONI, come dovere istituzionale, deve cercare di promuovere una candidatura per il proprio paese. Milano-Cortina potrà bastare? Per il sindaco di Cortina è fondamentale. Questa è un'occasione importante per l'Italia, perché se effettivamente la candidatura dovesse andare avanti, l'Italia il 70% la prende, perché comunque questo che credo che sia quasi sicuro, c'è la volontà di riportarla in Europa e insomma l'Italia tutte le carte in regola avrebbe per poterla prendere. Resta il nodo investimenti, con il pressing del Carroccio Veneto sul governo amico per trovare una via, mentre il presidente della regione Piemonte Chiamparino cerca di riportare almeno il suo territorio regionale in corsa, con Torino ferma sul no. Ci saranno delle sorprese, aveva detto il vice sindaco di Cortina Luigi Alverà, reduce dall'incontro del CIO a Losanna. Cortina ci crede, gli altri concorrenti sono sempre più deboli, prende corpo l'ipotesi della doppia assegnazione Italia-Svezia per i giochi invernali del 2026 e 2030. Insomma, tridente o no, Cortina vuole andare avanti. Noi crediamo di essere la realtà sportiva che rispetto alle altre può primeggiare, abbiamo gran parte delle infrastrutture, noi ci crediamo perché insomma è l'evento che può portare un grande beneficio non solamente appunto per Cortina ma per tutte le Dolomiti e per in questo caso nelle 3 città anche per le Alpi, insomma speriamo che anche il Paese ci creda e che si possa finalmente metterci in punto e lavorare seriamente. Ma liti e polemiche non sono certo un buon biglietto da visita per la scelta finale. La corsa di Cortina che continua, invece Vicenza ha già avuto un suo no, il no per la possibilità a ospitare i campionati mondiali di ciclismo ed è polemica. Mentre Cortina e Milano sono sull'uscio delle Olimpiadi invernali 2026 e attendono risposta, Vicenza ha già ricevuto una bella porta in faccia, quella dell'Unione Ciclistica Internazionale, che ha detto no ai campionati mondiali in Veneto. Il capoluogo berico non organizzerà la corsa iridata del 2020, con partenza da Ponte della Libertà a Venezia, il percorso in pianura tra le ville del Palladio e la salita di Monteberico. Mondiali persi al photo finish con la Svizzera, con la complicità di una politica pasticciona e lo zampino dello strapotere dei vertici mondiali delle 2 ruote, favorevoli al canton vallese, proprio dove l'UCI, guarda caso, ha la sede. Già nel 2017 avevamo chiesto all'allora governo del Partito Democratico di impegnare per portare i mondiali di ciclismo a Vicenza. Allora mai nessuna risposta, il governo invece Lega 5 Stelle ha firmato una fideiussione che però la Federciclismo, o meglio il presidente Di Rocco, dice non essere sufficiente. Il comitato organizzatore allora riesce ad ottenere dal governo giallo-verde fideiussione e garanzie per oltre 2,5 milioni di euro, ma per l'Unione è oramai troppo tardi. Di Rocco, che è presidente della Federazione di Ciclismo Italiana ma anche vicepresidente dell'UCI, ha detto che queste garanzie non bastano e fatalità il mondiale va in Svizzera, proprio dove ha sede l'UCI. Le garanzie sarebbero arrivate oltre il termine ultimo, il rammarico più grande è quello degli organizzatori lontani dalla politica e dai giochi di potere. Lo ha annunciato lei stessa in una intervista a Verissimo, di cui Mediaset ha diffuso un'anticipazione nelle scorse ore. Mio figlio Loren ci ha lasciato, si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. La dichiarazione terribile di Lori Del Santo. Ricorderete tutti la soubretta attrice, anche regista, nativa di Povegliano, nella provincia di Treviso, ma da sempre ha vissuto per tanti anni a Verona, che ha appunto rivelato la morte del figlio Loren
Loren, 19 anni, che è avvenuto circa un mese fa, un suicidio appunto causato da una grave patologia cerebrale che affliggeva il ragazzo. Un dramma dunque che colpisce la soubrette, la showgirl, 27 anni dopo, un altro terribile dramma che aveva visto purtroppo vittima sempre il figlio di Lori del Santo, il primo figlio, Connor, che aveva avuto, lo ricorderete, con il grande chitarrista Eric Clapton, e che era precipitato a soli 4 anni nel 1991 per un incidente da un grattacielo. Lori del Santo ha rivelato questo terribile dramma, rivelando che prima aveva rifiutato di partecipare al Grande Fratello VIP, alla trasmissione, ma poi ha deciso invece di tornare sui suoi passi, giudicando l'esperienza che sta per fare, nonostante questo dramma, una sorta di terapia per superare questo dolore. E adesso torniamo a parlare del giallo di Sofia, e lo ricorderete tutti, è il giallo che resta ancora aperto della bella ucraina che fu uccisa a Cornuda lo scorso 15 novembre, c'è ancora un giallo su chi l'ha uccisa. Intanto la sua vita, fatta di tanti amori e passioni, viene ricostruita passo per passo dagli investigatori, e fra le sue storie ci sarebbe stata anche quella con un parlamentare romano. La vita sentimentale di Sofia, le sue frequentazioni, continuano a rimanere sotto la lente di ingrandimento. Gli investigatori stanno ricostruendo le relazioni della bella ucraina uccisa barbaramente lo scorso 15 novembre e gettata in un dirupo. Tanti misteri intorno alla donna, fatta di festini e storie d'amore, fra tutte quella con un deputato romano. Sarebbe stato proprio Sofia a raccontarlo al suo ultimo grande amore, il medico radiologo Placido Maugeri. Sofia e il suo politico si sarebbero frequentati per alcuni anni, si incontravano a Roma, dove l'uomo curava i suoi impegni istituzionali. All'epoca era un personaggio di primo ordine nel panorama della politica nazionale, molto impegnato sui temi della famiglia. Difficile sapere come si fossero conosciuti, ma non è escluso che i due si fossero incontrati durante una delle feste a casa di un grosso industriale nell'Asolano, alle quali c'erano diversi banchieri. Una vita piena di misteri quella di Sofia, misteri che neppure la famiglia di Pascal Albanese, l'uomo trovato impiccato dopo la scomparsa della donna, conoscevano. Terminata la relazione con il politico romano, la 43enne si era poi avvicinata al fratello dell'uomo, un geologo che lavora in Emilia-Romagna. Altra storia, altra relazione duratura, ed è stato proprio questo amore che aveva acquistato per lei anche la villetta di Via Iona a Cornuda, dove la donna è andata a convivere con Pascal Albanese, l'uomo che agli occhi di tutti era il suo convivente e che poi è diventato anche il principale indiziato per la sua morte, fino al suo amore per il radiologo. Tanti misteri, ma un'unica verità: è stata uccisa e ancora non si sa il perché. Allora, sempre dalla Marca Trevigiana, l'arresto di un nigeriano che alla vista dei carabinieri non ha esitato a ingoiare gli ovuli di cocaina che trasportava. Fermato dai carabinieri sabato scorso a Maserata sul Piave, alla vista dei militari aveva ingoiato, mettendo a repentaglio la vita, i 7 ovuli di cocaina che aveva con sé. Altri 20 grammi di stupefacente, hanno scoperto poi gli investigatori dell'Arma, li nascondeva in casa insieme ad altrettanta sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 1.500 euro in contanti derivati probabilmente proprio dall'attività di spaccio. Un 36enne nigeriano residente a Treviso è stato alla fine arrestato. Era finito nel mirino delle forze dell'ordine in seguito a un'indagine sul traffico di stupefacenti, e non a caso, visto che trasportava ben 7 ovuli. Il 36enne è attualmente piantonato in ospedale e sottoposto a un trattamento farmacologico per l'espulsione della cocaina ingerita, quindi sarà trasferito in carcere a Santabona. A Verona ora, dove il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di ieri la revoca della cittadinanza onoraria al presidente ucraino Petro Poroshenko, con 28 voti favorevoli e 4 contrari della lista Tosi e Ama Verona. Secondo la delibera di revoca, la precedente amministrazione comunale aveva concesso in modo frettoloso e superficiale la cittadinanza onoraria della città di Verona al presidente ucraino per presunti e discutibili meriti in ordine al ritrovamento nel suo paese delle opere d'arte trafugate al museo di Castelvecchio il 19 novembre 2015. Nella realtà, rileva la motivazione, le indagini per il ritrovamento delle opere sono state svolte dalle autorità locali. Inoltre, il conferimento di tale onorificenza ha suscitato notevoli dubbi e dissensi sia a livello politico che dell'opinione pubblica veronese per la mancanza di una vera e propria discussione sulla sua concessione. Polemiche che sono infuocate ancora di più di questo caso di Verona a Mestre, a Venezia. Le polemiche sono quelle relative alla cosiddetta guerra delle pedane tra
a CTV e alcuni lavoratori in sciopero e il problema è che di mezzo ci sono i disabili, gli utenti disabili. Allora ci aggiorna sulle ultime novità di questa vicenda il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Mestre, dove continua questa feroce polemica tra ACTV e sindacati sulle passerelle per i disabili manuali recentemente installate sui bus. Ieri la notizia che l'RSU ha invitato tutti gli autisti a non azionare queste passerelle per motivi, dicono loro, di sicurezza. Oggi la durissima replica dell'azienda e del direttore generale di AVM Giovanni Seno. Innanzitutto, dice Seno, disobbedire a istruzioni operative aziendali comporterà l'applicazione di quanto previsto dal punto di vista disciplinare, ventilando quindi anche l'ipotesi di un eventuale licenziamento. Le argomentazioni dei sindacati sono respinte con durezza dall'azienda, che ricorda che mediamente a ogni autista viene richiesto di azionare queste pedane soltanto 1,4 volte al mese. Naturalmente si tratta di un calcolo statistico basato sul fatto che su circa 5.400 corse bus giornaliere le operazioni di salita e discesa di questi disabili sono appena 40, pari allo 0,7% del totale. Sulla base di questi numeri, dice dunque l'azienda, sono assolutamente inaccettabili le richieste che fanno i sindacati di modifica dei tempi di percorrenza di tutte le linee o di indennità economiche supplementari o di ferie in più. Seno pone anche una questione etica, dice: ogni volta che vi rifiuterete di prestare l'aiuto che queste persone chiedono e a cui hanno diritto, ne risponderete per primi alla vostra coscienza. Al fianco dell'azienda si schiera anche l'assessore comunale al sociale Simone Venturini, che dice: noi siamo assolutamente da parte di ACTV e siamo convinti che si tratti soltanto di una piccola minoranza di autisti che si sta opponendo. Si tratta di una strumentalizzazione di un tema molto delicato per fini egoistici. Queste dunque le posizioni, ma ulteriori aggiornamenti su questa vicenda vi saranno dati nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa, resteremo a Venezia per parlare di un'altra polemica sulla musica in barca che viene stoppata nei canali, ma lo faremo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Prima della pubblicità abbiamo parlato della polemica della questione pedane a CTV in terraferma. Ci spostiamo solo di qualche chilometro, andiamo in centro storico a Venezia, dove c'è un'altra polemica, una polemica che riguarda il nuovo regolamento di polizia urbana. Tra le tante novità c'è anche quella di una lotta alla musica troppo ad alto volume nei canali, e questo già provoca un acceso dibattito. Ce lo racconta da Venezia Tiziana Bolognani. Buongiorno da Venezia. Come avete detto da studio, non c'è pace quando si parla di decoro e quiete pubblica in laguna, soprattutto di questi ultimi tempi, da quando ogni occasione sembra buona per aizzare gli uni contro gli altri. Accade in questi giorni di discussione del nuovo regolamento di polizia urbana che ha disposto la Giunta e che tra i divieti oramai noti a tutti prevede anche sanzioni per chi diffonde musica da diffusori altoparlanti installati su mezzi nautici. Manco a dirlo, è scattata la rivolta del gruppo dei diportisti, la cui voce è possente e forte degli oltre 12.000 iscritti. Se l'obiettivo, dicono, è quello di stangare i lancioni che sparano decibel a ogni ora del giorno e della notte, c'è da scommettere che alla fine pagheranno anche i nostri ragazzi che magari hanno installato a bordo del loro barchino uno stereo. Dal Comune spiegano si tratta solo di una bozza che va letta nel senso della tutela della quiete pubblica e l'articolo incriminato del nuovo regolamento non è ancora stato analizzato in commissione, pertanto sembra prossimo un emendamento di giunta che potrebbe chiarire meglio la questione. Da Venezia è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Torniamo nella Marca e parliamo di Prosecco, meglio di vendemmia nella Marca e nel Veneto, una stagione della raccolta allungata dagli intasamenti nelle cantine che non riescono a lavorare, la grande quantità di uva che arriva quotidianamente con effetti davvero anche visivamente incredibili. Guardate.
il prosecco che tracima dalle cisterne, inondando letteralmente il piazzale della cantina. Un filmato che sta girando nei telefonini dei produttori e che racconta perfettamente la situazione di collasso di diversi centri di raccolta delle uve in pianura. Un distinguo d'obbligo con le cantine della DOCG, dove la produzione è regolata sin dalla primavera con il diradamento dei grappoli. In pianura e soprattutto tra i filari di glera non ci si aspettava che nelle vigne maturasse una quantità d'uva superiore ai 180 quintali per ettaro stabilita per la DOC, con il risultato di far traboccare le cisterne, mettere su subito.it l'uva in eccesso o semplicemente lasciarla sui filari, provocando quell'odore di mosto diffuso in tutta la marca e al tramonto particolarmente pungente all'olfatto. Perché non hanno fatto la giusta diradazione prima. Forse certe cantine hanno sottovalutato la quantità, quindi hanno bisogno anche delle giornate di lavorazione interna, perché il vino bisogna lavorarlo subito, entro le 24 ore, altrimenti non si fa qualità. Ecco allora perché in questa cantina, e pare proprio non sia stata l'unica, il prosecco è letteralmente traboccato finendo sul cemento. Ma questo, secondo il consigliere della cantina vittoriese, non vuol dire che non si possa gestire la sovrapproduzione. Siamo organizzati per lavorarlo tutto, però facciamo parte di una denominazione, c'è la DOC e la DOCG. Quindi le denominazioni hanno, come anche l'IGT, hanno un quantitativo massimo ed un 20% di tolleranza. Se qualcuno supera quel 20% di tolleranza, evidentemente dovrebbe declassare tutto e passare all'IGT. Questo dipende dalla convenienza che fa il produttore, se lasciare qualcosa sulle viti o declassarlo. Troppa glera quindi, o strutture insufficienti per lavorarla per tempo. Una stagione, quella che si sta chiudendo, che deve insegnare per il futuro. Il vigneto bisogna avere anche una certa esperienza e valutare quanta roba c'è sulle viti. Quindi se ci sono grappoli in più bisognerebbe passare a fare il diradamento. Quest'anno diciamo che qualcuno è rimasto un po' imbrogliato perché il peso è un po' più del normale. Insegnare la storia della Serenissima Repubblica di Venezia nelle scuole come una vera e propria materia a sé stante, se ne parla da tempo, ne ha parlato ieri anche il direttore di istruzione e formazione della Regione Veneto, il dottor Massimo Marzano, che era ospite di 2010. Sentite le sue parole. Quello che stiamo cercando di fare è di inserire nel curricolo anche alcune specifiche materie che vengono meno trattate. Ad esempio ora stiamo cercando, proprio in attuazione della legge 8 che prevede questa possibilità, di trovare uno spazio all'interno del curricolo relativo a quella che è la storia di Venezia e del Veneto. Che bello. La storia del Veneto, la storia della Repubblica Serenissima, certo. In modo che ci sia la storia di questa terra. La storia di questa terra. Non viene mai insegnata. Non viene mai insegnata. Stiamo andando avanti, sempre in accordo con l'ufficio scolastico e con il Ministero, per cercare appunto di ampliare l'offerta formativa introducendo queste materie. Insegnare invece un decoro, insegnare l'educazione è l'obiettivo di una campagna partita da Casale sul Sile con un obiettivo ben preciso, gli adulti, è una campagna anti-bestemmie. Abbiamo voluto coinvolgere gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Casale sul senso civico nel nostro paese, in quanto abbiamo notato che stiamo perdendo alcuni valori fondamentali. Non bestemmiare, ma anche non sporcare, non parcheggiare sui marciapiedi e sorridere possibilmente quando si incrocia una persona. Ha coinvolto gli alunni dell'Istituto Comprensivo Comunale e l'amministrazione di Casale sul Sile per promuovere senso civico e buona educazione tra i cittadini, e i ragazzi l'hanno accolta con entusiasmo, mettendo nero su bianco un decalogo con cui ora si tappezzerà il comune, dove verranno posizionati 50 totem. Quindi abbiamo invitato i ragazzi dell'istituto a proporre una campagna modello pubblicità progresso che ci facesse suonare un campanello d'allarme sulle cose che non funzionano nel nostro territorio. Messaggi per chi legge, concetti importanti anche per chi li ha scritti, l'educazione civica che a scuola non si insegna più si acquisisce anche con esperienze come queste, ma i destinatari sono gli adulti e a fare maggior clamore c'è l'invito a non utilizzare la bestemmia per dialogare. Mi è capitato di sentirla anch'io in qualche pubblico esercizio e di richiamare colui che l'ha fatta in quanto c'erano presenti dei bambini.
Diciamo che è una brutta educazione quando ci sono i più piccoli, ma anche quando ci sono i più grandi. E se qualche altra amministrazione nella Marca o in Italia vorrà copiare questo progetto, il sindaco non se ne avrà a male. Questo è uno di quei famosi contagi positivi che si auspica vada anche nelle altre amministrazioni. Penso sia un buon copiare, più che altro per avere cittadini migliori. Siamo in chiusura, ore 13, fra pochissimo, quindi non perdete la nuova puntata con l'approfondimento dopo il TG di pranzo, e poi questa sera 20:10 torneremo a parlare del delitto di Isabella Noventa, e lo faremo con l'ex marito di Isabella Noventa, Piero Gasparini. Allora, da non perdere questa sera 20:10, e adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Pressione in ulteriore aumento sulla nostra regione. Anche quella odierna sarà una giornata decisamente soleggiata ovunque, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà pressoché sereno per tutto l'arco del giorno, salvo per innocue velature sulle aree alpine durante le ore pomeridiane. Clima sempre piuttosto caldo. Diamo uno sguardo quindi alle temperature. Le minime saranno comprese tra 15 e 19 gradi, i valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 26 e 31 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Anche su questa regione la giornata sarà del tutto soleggiata, senza alcun disturbo da segnalare. Il cielo sarà sereno su tutte le province. Andiamo a vedere anche le temperature. Le minime saranno comprese tra i 16 e i 19 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 27 e 30 gradi. Vediamo infine anche la situazione del Trentino Alto Adige, dove anche nella giornata odierna il tempo sarà del tutto stabile. Il cielo ancora sereno ovunque, al massimo velato sui rilievi nel corso delle ore pomeridiane, ma senza altre conseguenze. Andiamo a vedere anche le temperature previste. Le minime saranno comprese tra i 14 e i 15 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 29 e i 31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.